Napoli, Paris Saint-Germain. Beh, hanno anche Ronaldinho, interessante. Vediamo, stanno tutti bene, anche il maestro, perfetto, gli avversari. Che cazzo di formazione c'ha? Del Piero giocano molto laterale e centrale. Vediamo. Una formazione stranissima. Una formazione quasi senza senso. Ben ritrovati amici da casa. La partita che Napoli, Paris Saint-Germain. Probabilmente la più dei grandi match. Ha un'importanza anche negativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono. Osimhen, partiamo. La competizione e lo spettacolo Raccomani. non potranno Raga, Di Lorenzo. Vale per Luciuchi Lozano, subito per Anghissà, che prova a ridarla al Ciuchi. E arriva un po' tardi, attenzione, Anghissà, dentro per Lozano, se ne va Lozano, il cross di Lozano, arriva Kvaratskhelia, troppo in ritardo, Kvaratskhelia. Peccato. Abbiamo provato ad affondare subito. Attenzione, recuperiamo subito palla con Zielinski, attenzione Zielu, dentro per Anghissà. Provato ad appoggiare per Osimhen, attenzione Anghissà. Secondo me c'è sicuro uno fallo là, Attenzione. Mario Rui deve chiudere su Messi, il maestro su Messi. Zielinski. Perdiamo palla, attenzione quelle palle sono sanguinose di per sé, attenzione Anghissà. C'è Digno, chiuso dallo no, io ho chiamato sto fallo e non quello di prima. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Pazzo io, pazzo. È un pazzo bastardo. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Ronaldinho in battuta. Meret, va centrale. Viene un po' di spazio per Zielinski, che ha dato Anghissà, che fa correre il Ciuchi Lozano. C'è un po' di spazio per Lozano. Lozano se lo prende tutto, se ne va Lozano al cross in mezzo, c'è Osimhen, palo di Osimhen. Incredibile, attenzione Zielinski e Neuer, la para Neuer. Anghissà ancora la mette giù, Lozano, se ne va il Ciuchi prova dalla tre quarti, c'è ancora Osimhen, anticipato dal difensore. Kim prova ad andare a chiudere altissimo, recupera palla Kim. Osimhen non riesce ad appoggiare Zielu. Attenzione Lobotka. Zielinski recupera palla, Osimhen fa correre Kvaratskhelia. Grandissima palla di Osimhen per Kvaratskhelia, cross di Kvaratskhelia, Osimhen. Attenzione, anticipato Zielu. No, non l'avevo passata. Lobotka, dobbiamo chiudere su Neymar. Attenzione, Anghissà recupera palla, fantastico. Palla per Mario Rui decide di andare centrale a Zielinski che appoggia Anghissà, che la dà a Lozano, che la mette in mezzo verso Osimhen. Calcio spettacolo, 1-0 Napoli, Victor Osimhen. Hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire 1-0 per noi. E lì hanno davvero fatto la differenza. Veramente un'azione favolosa. Sono passati in vantaggio. Attenzione, entrano, attenzione, Raccomandi deve chiudere. Messi, tonalmente sbaglia, Meret blocca e rilancia per Osimhen che la dà subito a Kvaratskhelia. Se ne va Kvara, la ridà. Il mio il calcio di punizione. Forse è il mio calcio di punizione. Ma che significa? È assurdo. Raccomani, anticipa tutti. Osimhen, si gira Osimhen e allarga per Lozano che non riesce a difendere palla. Alaba gliela scippa. Poi Lozano per Osimhen gliela ridà. Il Ciuchi prova ad entrare in area. Il Ciuchi il cross su Neuer. Interessante. Di Lorenzo recupera palla. Anghissà. Attenzione, recupera palla Lozano, la riperde subito. Lobo deve chiudere. Attenzione, recupera anche Zielinski. Lobotka su Neymar. Attenzione, Lobo su Neymar. Recupera palla Lobo, fantastico. E poi palla per Di Lorenzo che fa correre subito Lozano.
Tira con un secondo di ritardo Lozano, Lobotka però recupera palla, Zielinski, Mario Rui, Kvaratskhelia che prova a lanciare, chiuso dal difensore, ma Mario Rui che la dà subito a Kvaratskhelia, fa correre Zielinski che la mette dentro, Neuer. Kim prova a chiudere, attenzione, Di Lorenzo chiude, Anghissà a Lozano per Anghissà che la ridà subito a Lozano, dentro Lozano, cross di Lozano che sta per diventare ancora una volta un tiro e Neuer blocca. Anghissà recupera palla, Kvaratskhelia, vede ancora Anghissà che l'appoggia per Zielinski che si gira, la doveva appoggiare a Mario Rui. Alla fine recuperiamo lo stesso palla, subito con Kvaratskhelia, Zielinski dentro per il maestro, Mario Rui, il cross in mezzo, Osimhen, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Di quelli che creano scompiglio in una difesa. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Zielinski, il cross di Zielinski che va da Osimhen che appoggia Kvaratskhelia di Lorenzo. Attenzione, Lobotka, deviazione, calcio d'angolo ancora. Ci ha provato Lobo dalla distanza. Ha reagito distinto, con rapidità ed efficacia. È il loro secondo corner del match. Zielinski va ancora da Osimhen che prova ad appoggiare ancora, c'è Giannino Di Lorenzo. La mette in avanti. Kim anticipa tutti, Lobotka, Anghissà, Di Lorenzo. Passaggi un po' strani qui. Kim va a chiudere e la dà subito a Lozano per Anghissà che la ridà a Lozano. Bella azione, cross di Ciuchi e Osimhen che non riesce ad andare a chiudere. Lobotka, Anghissà. Finisce il primo tempo, penso, invece no. Attenzione, Kim, riparte il Paris Saint-Germain, non hanno fischiato, era un solo minuto di recupero, e chiude Lobotka che spazza. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. 1-0, estremamente meritato. 1-0 estremamente meritato. Un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta. Ripartiamo subito. Dobbiamo cercare, come al solito, di andare a chiuderla. Attenzione Osimhen. Zielinski allarga per Kvaratskhelia. Che ha dato Osimhen, la palla non arriva a destinazione. Prova a recuperare Zielinski, non ci riesce. Anghissà deve andare a chiudere. Anghissà, gran recupero di palla di Anghissà. Di Lorenzo, Kim, Lobotka. Errore in impostazione di Lobo. Attenzione, proviamo a recuperare palla con Giannino. Attenzione a Ronaldo. E recupera ancora Anghissà. Zielinski per Osimhen che si gira e fa correre Kvaratskhelia. Se ne va Kvara. Fermato Kvara e si gira indietro, è quello si è proprio fermato. Mario Rui, Zielinski, Kvaratskhelia fa correre Mario Rui, il cross di Mario Rui per Osimhen che anticipa il difensore ma non riesce a centrare la porta. Cominciano a diventare tante le occasioni. Rachmani anticipa Ronaldo e poi Zielinski la dà a Kvaratskhelia che prova a far correre subito Osimhen. Recupera Lobo, Rachmani, Mario Rui, Kvaratskhelia prova a lasciarla da Mario Rui, se la passa da solo e poi se ne va Mario. Dentro per Zielinski, anticipato dal difensore sul più bello Zielo. Anghissà, attaccano loro. Prova a chiudere Giannino Di Lorenzo, grandissima chiusura di Di Lorenzo, che poi perde palla però, bocchi di naso. Attenzione Messi, Kim, chiusura di Kim, arriva Di Lorenzo, che poi la mette fuori e fa benissimo, perché la situazione sta diventando complicata. Lobotka deve chiudere su Ronaldinho, non ci riesce, arriva Osimhen ad anticipare, ma calcio di punizione, fallo di Osimhen, fallo di Vittorio Trasimeno.
prova ad andare dentro Del Piero, ma Anghissà, e poi Zielinski allarga per Mario Rui, corre il Napoli, attenzione, Kvaratskhelia dentro per Zielu, anticipato Zielu, provano, attenzione, provano ad attaccare loro, dentro la palla deve chiudere Giannino Di Lorenzo, chiusura strepitosa, e poi arriva Anghissà che prova a far correre Osimhen. Ce la stanno mettendo tutta. Attenzione, Giannino deve chiudere su Pempè, su Neymar, scusate, calcio d'angolo per il Paris. Calcio d'angolo per il Paris. Ronaldinho dalla bandierina. Anghissà deve chiudere su Cristiano Ronaldo, ci riusciamo, e poi Kvaratskhelia prova ad allargare ma non riesce. Attenzione Kim, stiamo un po' soffrendo adesso, ancora Kim in chiusura, ancora Di Lorenzo, perdiamo l'ennesima palla, ma Kim recupera l'ennesima palla e permette di farci ripartire, ma perdiamo ancora palla, ragazzi. Kim, Mario Rui decide di spazzare stavolta e Zielinski arriva per Anghissà che prova a ridargliela. Sto cazzo di Cosenza là in mezzo sta cagando proprio cazzo. Anghissà, Osimhen appoggia per Zielinski, se ne va Zielu, la dà Kvaratskhelia per Zielinski, Kvaratskhelia, e poi Lobotka, Mario Rui, Zielinski, no, a Kvara perché? Oh! Calcio di punizione per il Napoli. Kvaratskhelia dentro Zielinski, Mario Rui, prima il cross della tre quarti per Mario Rui, per Osimhen non ci arriva. Attenzione, Anghissà dentro per Lozano. Un po' di confusione comunque ultimamente in quest'ultimo spezzone di gara. Attenzione il Ciuchi. Di Lorenzo recupera palla, Di Lorenzo prova a penetrare, Di Lorenzo. Fallo di Di Lorenzo. Continuano a chiamare falli senza senso. Devo fare qualche sostituzione perché vedo un po' di stanchezza in giro, e anche lo stesso Anghissà, pure Lobotka è stanco. Mettiamo un po' Elmas al posto di Anghissà, vedo Simeone, mettiamo un po' il Ciolito, dai. Il Ciolito ci sta, e metto Giacomino Raspadori, un po' di Giacomino Raspadori e basta. Olivero al posto di Mario Rui, ne ha un po' di altezza e va bene così, avanti Napoli. C'ho un po' di sostituzioni, un po' di freschezza, io sono tutti in mezzo al campo con Elif Elmas e un po' la garra del Ciolito. Kim svetta, attenzione, prova ad attaccare il Paris, prova a chiudere Di Lorenzo e riusciamo a guadagnare rimessa dal fondo. Meret decide di non perdere tempo e rilancia verso il Ciolito Simeone. Il Ciolito prova a fare da torre, ci riesce alla grande. Elmas dentro per Raspadori che è fresco, deve entrare Raspadori, se ne va Raspadori, attenzione Raspadori, entra fino dentro, cross in mezzo, Neuer la mette in calcio d'angolo, si è allungato un po' palla Raspadori e Zielinski stavolta va dal Ciolito, arriva la palla a Giannino Di Lorenzo e prova a svettare, non ci riesce. Simeone prova a recuperare, attenzione Rachmani, attenzione, provano a ripartire, Kim fa benissimo a fermare col fallo. Va bene così, teniamola. Lampard a battere, attenzione, svetta Giannino e poi Elmas, palla per Kvaratskhelia che se ne va, fallaccio su Kvaratskhelia qui. Sergio Ramos, giallo per Sergio Ramos, un brutto intervento su Kvara. Rachmani prova ad andare da Ciolito Simeone che prova a fare da torre, recuperiamo palla per centrocampo con Lobotka, attenzione Elmas allarga per Giannino Di Lorenzo che la riappoggia a Raspadori che qui non si capisce che cazzo voleva fare. Lobotka, attenzione Di Lorenzo, Raspadori, si gira Raspadori, entro per attenzione Zielinski, Simeone e la parata di Neuer, un'azione rocambolesca, ci aveva portato in porta. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione, scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale.
Zielinski prova ad andare da Simeone, il Ciolito, colpo di testa di Elmas. Attenzione, attenzione, dobbiamo chiudere. Kim e poi Lobotka su Ronaldinho, fantastico Lobo. Fermato Lobotka, attenzione ai minuti di recupero. Zielinski deve chiudere, non ci riesce, ci riesce Rachmani e poi Olivera allarga verso Kvaratskhelia, finisce qui. 1-0.